Siamo qui alla fine di una bellissima giornata di sport, in modo particolare della corsa, che è la base di tutti gli sport, e la corsa campestre ancora di più, soprattutto in questa manifestazione da dove si parte dai bambini delle elementari fino a toccare gli atleti assoluti. Belle gare, tantissimi giovani, soprattutto nelle categorie giovanili, ragazzi, ragazze, cadetti, cadette. Sono state delle gare interessantissime, anche con nomi nuovi, veramente tecnicamente belle gare. E direi per noi che da un anno che è fatta quella 37esima edizione, dove è stata una giornata molto particolare, il ricordo di Carlo Alberto, che è ancora molto forte in noi, per poter fare qualcosa per lui, soprattutto per la fondazione, per la raccolta fondi, per quella bella iniziativa di mettere degli strumenti come i defibrillatori in tutte le zone, in tutti gli impianti sportivi. È una bella iniziativa che abbiamo sposato, i genitori ce l'hanno chiesto e noi l'abbiamo fatto ben volentieri, perché questo vuol dire andare al sodo e non solo fare parole. Questa è stata una giornata bella anche per questo motivo qua. Noi stiamo finendo il disallestimento del percorso, vedo che molti sorrisi, molta gente felice e contenta, perché è stata una bellissima giornata di sport. Beh, per me come consigliere venire a gare organizzate così bene è sempre un piacere, no? Gli atleti hanno potuto veramente correre su un percorso ben tracciato e di alta qualità. Per cui mi sento di fare i complimenti all'organizzazione, complimenti chiaramente anche a tutti gli atleti che si sono fronteggiati su questo percorso.